istituzionale furbo. Ieri sera abbiamo assistito a qualcosa di inconsueto. Inconsueto prima perché si sono riuniti nella massima democrazia e trasparenza 4 persone, sapete chi? I 3 leader, non so se era D'Alema o Bersani da una parte, comunque Monti, Berlusconi e il nostro Presidente della Repubblica, e hanno deciso di notte che il settennato veniva rinnovato. Hanno rubato come gli usurai di 14 un anno di tempo, 8 mesi di tempo, perché se fanno un governo come lo fanno non funzionerà. Se il programma rimane l'agenda Monti, perché rimarrà quella, hanno già detto, hanno già deliberato, e vorrei vedere l'applauso del Parlamento quando i 10 saggi nominati ministri diranno: signori, i rimborsi elettorali ce li teniamo, e faranno uno là, sai quelli, come si chiamano? Un'ola. Signori, la magistratura avrà pochi strumenti perché le intercettazioni le stiamo bloccando, un'altra ola, faranno delle ola così. Però questo paese è finito. Bersani è venuto da noi, non ci ha chiesto una collaborazione, non ci ha trattato come il primo partito in Italia, è venuto da noi per chiederci i voti. Per noi in questo momento non c'è spazio per nessuna forma di accordo con questo governo. Se i nomi degli incarichi di governo sono Giuliano Amato o Enrico Letta, che sono i nomi che voi giornalisti ci state riportando, ovviamente non c'è spazio per nessun esponente del Movimento 5 Stelle. Sono anch'io d'accordo con Rodotà, perché non faccio calate a Roma, questa non è una calata. Stanotte è arrivata la cosa, ho messo sul mio blog: andiamo a Roma, ma andiamo a Roma per incontrarci, per fare una manifestazione. Noi non siamo per fare parate o fare cose violente. Io dico anche a tutti i politici, quelli che hanno votato queste persone, devono aspettarsi di non passeggiare molto tranquillamente, nel senso che nessuno gli farà del male, ma sicuramente non gli diranno bravi. Se gli dicono speriamo che ti vada di traverso quello che mangi quando mangi al ristorante, se lo devono aspettare. In questo momento il PD ha girato le spalle al popolo, che lo ha eletto, e qui sta il golpe. Questo è il movimento, l'unico, è un movimento che rispetta più di tutti l'aspetto democratico. Ieri non sembrava così, ieri c'era gente molto arrabbiata. No, ieri guardi a me, io stavo in prima fila e ho visto tutta la situazione. Non era quello che vi raccontate voi, non era quello che raccontate voi. C'è stata una persona improvvisamente che è avanzata verso Montecitorio e noi abbiamo detto: che fai, non strillare troppo. Voi fate il vostro lavoro pensando a qual è il vostro obiettivo da giornalisti. Qual è il vostro obiettivo? Lei lo sa qual è il suo obiettivo? Di sapere perché state qua. L'obiettivo suo come giornalista è quello di informare i cittadini, di fare un'informazione giusta, trasparente. Questo non è, perché siete pilotati dal vostro padrone. Siamo stufi di questa informazione pilotata. La signora diceva che noi non informiamo, io cercavo di dire perché... Se vedevi in onda ieri sera, se tagliamo informazione. Dobbiamo dire quello che adesso sulla telecamera c'è lei. Succede che è stato eletto un napolitano perché non sapevano più che pesci prendere e sono incollati alle poltrone. Voi lo potete dire? Sai che sta arrivando Beppe Grillo, vero? Arrivando adesso. Io sono della 7 perché il problema c'è. Che va fatto la 7? Vai. Parla con i tuoi padroni che ti pagano i soldi. Lei è d'accordo con questi signori? C'è una parte di servilismo. Secondo voi? Siete servilisti, sì. Fuori!